Volete gustare il panettone Ciao di Sicilia con il gelato? Eccolo qua, venite. Amici di Bella Sicilia, buongiorno da Lipari, dove stiamo per gustare il gelato panettone con gelato Ciauro di Sicilia. Ecco qua, vedete i fichi. Panettone artigianale preparato da voi. Ovviamente, lievitati, assolutamente sì, con i canditi al mandarino, all'arancia, tutti i profumi dei Nebrodi sono all'interno di questo panettone. E in questo caso lo andiamo a farcire con il gelato Ciauro. Ecco qui. Ma com'è questo gelato? Com'è preparato? Questo gelato è preparato intanto con il latte fresco e poi c'è l'aggiunta ovviamente dei nostri profumi, quindi dei canditi, dei pistacchi e delle nocciole. E di Nebrodi alle Isole Eolie, perché questo gelato viene dai Nebrodi. I Nebrodi sempre, anche per una sponsorizzazione. Cosa ne pensate nel frattempo di questo gelato? Lasciatelo scritto nei commenti e se lo amate condividete il video. Fateci sapere anche da dove ci state guardando, mentre noi in diretta vi facciamo vedere tutti i gusti e sono davvero tanti. E questo qui è il gelato Ciauro di Sicilia. E allora usciamo davanti alla porta e lo presentiamo direttamente fuori, ammirando il mare, ammirando anche dove ci troviamo in questo momento, ed invitiamo tutti alle Isole Eolie per godere delle bellezze e dei sapori di quest'isola. Certo che sì, vi aspettiamo a Ciauro di Sicilia per assaggiare i nostri gelati, le nostre gradite, e venite a trovarci, sono delle leccornie uniche al mondo, i profumi della Sicilia in un gelato. Ed in quest'isola ci si sazia con gli occhi, ammirando questi scenari, ma soprattutto con il palato, assaporando queste dolcezze. Grazie Isabella, un caro saluto da Lipari. Ciao, e al grazie, prossimo saluti a video tutti, Bella Sicilia. sulla pagina di Bella Sicilia. Amici di Bella Sicilia, cosa ne pensate del gelato che avete appena visto? Lasciatelo scritto nei commenti mentre noi continuiamo il viaggio nella più grande delle 7 isole Eolie, oggi a Lipari. Abbiamo visitato poc'anzi anche Salina, grazie a Capomare con partenza da Capodorlando. Ed ora a Lipari. Seguiteci perché vi porteremo alla scoperta di quest'isola con tanti altri scorci e tante altre sorprese.